Come sindaco non potevo rimanere fermo e per questo ho deciso di utilizzare i social che oggi rappresentano uno strumento importantissimo per far arrivare il messaggio lontano, raggiungere un medico, chissà, un medico giusto. Mi rivolgo quindi a tutti i medici di medicina generale, giovani medici e professionisti che possono essere interessati alla nostra realtà, la realtà di Azzargrande, è una comunità che ha bisogno di voi. Eccolo l'appello via social AAA, cercasi medico di famiglia, che il sindaco di Azzergrande, Filippo Lazzarin, sta diffondendo in modo capillare e ricondiviso anche dai suoi concittadini. Sono 1500 gli abitanti del suo comune, poco più di 4600 anime, che dal 15 luglio resteranno senza medico di medicina generale. E allora, dopo che nonostante la cortesia del lavoro, l'ULSS 6 per mancanza di professionisti non è riuscita a dare una risposta, il sindaco prova a correre ai ripari. Se ad Arzergrande si stenta con i social, non va meglio in molte altre realtà della provincia, da Tombolo a Cadoneghe, solo per citare alcuni territori. Al pensionamento del medico il sostituto diventa un miraggio e del resto, dati FIMG, tra il 2021 e il 2025 il 40% dei medici di famiglia del Veneto sono andati in pensione. Via social il messaggio partito da Filippo Lazzarin si sta diffondendo. Adesso basta trovare il professionista. Speriamo davvero di individuare nel più breve tempo possibile un medico di medicina generale perché ne abbiamo davvero bisogno.